God Save the Wine finalmente a Roma, nella capitale, è un evento che abbiamo coccolato per tanti mesi, ma ne è valsa la pena. Abbiamo trovato un posto bellissimo, un grande ambiente dove parlare di vendemmia, che tutti, anche chi non sa nulla di vino, sta parlando di vendemmia. Ma chi è in vigna, cosa dice di questa 2020? Noi si dice sempre che è la vendemmia del secolo, va bene, non è così, però è una gran bella vendemmia. Abbiamo avuto oggettivamente dei problemi a maggio-giugno quando ha piovuto talmente spesso che le lavorazioni nei vigneti ci hanno creato non difficoltà ma la necessità di essere molto bravi e molto rapidi. Adesso invece si è trasformata in una vendemmia che sta andando benissimo, le uve già vendemmiate sono in ottime condizioni. Avete vendemmiato però, il bianco oppure? Il Merlot, i bianchi, alcuni, lo Chardonnay, il Sauvignon, quelli per un vino particolare che abbiamo. Vermentino ci vuole ancora. Vermentino ci vuole ancora un po' e poi le uve, il Sangiovese per il rosato. Quello stiamo assaggiando, che è ovviamente 2019, però che è ancora molto godibile e si apprezza tantissimo. Anche questa cosa dei rosati che vanno bevuti entro l'anno, secondo me è un po' una balla. È una sciocchezza, ma purtroppo un po' come i vini bianchi, no? Che a gennaio cercano il vino dell'annata precedente. In realtà non è così, ci sono vini come il nostro Vermentino Felciaio che per 2 o 3 anni, pur essendo bianco, sono assolutamente godibili. Questo è il primo anno, questo rosato è il primo anno che l'abbiamo prodotto, è un Sangiovese 100%, devo dire siamo molto contenti, in particolare lo è l'enologo perché è stata un'idea sua e il titolare dell'azienda gli ha detto vabbè facciamo una prova 50 quintali, lui gli è sfuggita la mano e ne ha fatti 100. Però sono stati venduti quasi tutti. Tutto, siamo tranquilli, però il titolare gli ha detto ora però Adolfo se non vendiamo il vino io ti pago con quello, quindi lui che il vino sia finito è decisamente entusiasta. Il più entusiasta di tutti. Ecco, poi l'altro grande tema di stasera è l'abbinamento. Abbiamo Fulvio Pirangelini che coordina De Russi e della Ville, un abbinamento particolare con, insomma, questo con un vino vostro a cui tenete in particolare. Sì, questo è il nostro vino top, è un Sangiovese 100% che fa almeno 24 mesi di affinamento in botte grande, 20-25 ettolitri, e poi fa almeno 8-10 mesi di affinamento in bottiglia, tant'è vero che questo è un 2016 che è in commercio in questo momento. Come abbinamenti è un grande rosso toscano che non ha una tannicità estrema, ha un bellissimo equilibrio, pur essendo ancora molto giovane, quindi è abbinabile con una quantità di piatti davvero molto ampia. Questa nota, questa dolcezza che è suggerita, però in bocca è secchissimo, però c'è questa bellissima nota di amarena ciliegia, cassis e poi il tabacco, l'amarena è in bocca è inderogabilmente sangiovese e quindi sia al naso si potrebbe pensare a un vino un po' più morbido e dolce, invece in bocca, poi questa è una vecchia vigna tra l'altro. No, questa è primi anni del 2000 e quindi a 20 anni è nel suo top. A 20 anni non ero molto maturo, ma insomma un po' grande lo ero. No, però è nel suo momento migliore indubbiamente ed è la vigna più alta dell'azienda, che significa 250 metri. Terricciola, la zona dei Chianti, insomma la zona di Pisa, ma Terricciola è un cru, una sottozona particolare che unisce la riosità del Sangiovese vista mare con la grinta dell'entroterra, in un contesto bellissimo, e questo vino è veramente uno dei vini più territoriali che potete trovare in Toscana, quindi sicuramente lo conoscete, ma assaggiatelo perché vale veramente la pena. Grazie mille.